Oh, sotto stelle. Devo dire che questa versione unplugged mi piace molto, mi piace assai assai. Adesso la vedete accanto a me, a Condomini Unificati, c'è Rosy Viola. Oh, ecco, avete appiccicato un microfono, grazie. Vuoi salutare? Buongiorno a tutti, buongiorno a tutto questo staff meraviglioso. Ecco. Buongiorno ai miei amici. Sì, grazie, perché altrimenti non sembra... dico spero, ma quelli veri. Ecco, quelli veri. Voi siete convinti che questo microfono è appicciato? E io stutate un microfono, grazie, prego, parla. Natale tutto cosa lo capo? Sì, tutto cosa lo capo. Buongiorno a tutto lo staff meraviglioso. Ciao Nicola, un bacio ai miei veri amici. Sì. Che è vero e non dico spero. Ecco, allora devo dire una cosa, se gentilmente mi date questa telecamerina che è la mia personale, grazie, volevo inquadrare, aizzano pochi pir, grazie, i tacchi di Rosy Viola, e allora, quanti sono sti tac? 70 centimetri, quanti sono? Quando è meglio è una tapparella. Ecco, quanta è una tapparella, allora... Però pure che li lavate smettono tanto. Beh certo, ma come, che cos'è una donna? Lo sai che il tacco, insomma, serve anche per sedurre, no? Fa più bella la caviglia di una donna. Certo. E il tacco è fondamentale. Allora, volevo prima di ogni cosa salutare Chiara Neomelodica. Chiara, metti rec, perché qua non lo stiamo registrando noi, sì. Chiara, metti rec e così sicuramente ci rivedremo su Facebook. Ciao Chiara, un bacio. Allora, senti un po', adesso prima di fare i nostri giochetti stupidi, quelli di sempre, insomma, che ti hanno portato... Ma pure mo si fanno questi giochi. Ecco, a litigare con il 60% dell'ambiente. No, guarda che hanno litigato da soli. Ecco, hanno litigato da soli. Senti, no, parliamo un po' di te, perché tu canti da una vita e quindi festeggiamo quanti anni di carriera? Quest'anno 28. 28, hai capito? No, 28. C'avevi la prima volta che hai cantato, c'avevi quanti anni? La prima volta proprio? Sì, la prima volta. Ma proprio la prima volta, la prima volta. o davanti al pubblico? No, diciamo la prima volta. Avevo 6 anni. 6 anni. Poi invece davanti al pubblico, cioè davanti ad un pubblico quando? Artisticamente da 18. Ecco, 18. Quasi 18 anni. Senti un po', chi ti disse che potevi cantare, che avevi tutto il talento giusto per poter cantare? Va bene, me lo disse il maestro, perché naturalmente prima di cantare ho studiato, ho fatto 7 anni di studio di canto con il maestro Claudio Esposito. Ma che ti disse il maestro Esposito? Annare? Annare può fare, però ti allua tutti cantando a cadin, perché devi essere... Tu personale. Ma perché tu chi teniva in capo? Chi erano i cantanti? Vabbè, io cantavo le canzoni di Giulietta Sacco, sì. Cantavo le canzoni di Cinzia Oscar, sì. Qualche canzone di Pamela Paris. Oh, la signora Paris. E che cantavi di Pamela Paris? Ti ricordi che cantavi? Non mi ricordo. No, di Giulietta Sacco, sì, cantavo... Ora si d'accordo su una malafede. Una cosa semplice. Chi ne parla mi vuoi approfittare. Alessandro, ti prego, stai zitto, grazie, si sente tutto, scusami. La signora sta cantando, facciamo cantare. Scusa, ripetimi sta storia, era mala femmina che hai conosciuto una canzone a caso, prego, come hai detto? Sono mala femmina, che hai detto? Canta, Rosy, canta. Per giocare, signore. Sì. E chi sta avvertimento cerca ne fa tesoro, perché si sbaglia sai che non perdono. Ecco, qui fu Napoli, queste sono le voci di Napoli bellissime, meravigliose. Allora, senti, adesso non ti voglio far commuovere. No, perché? Però parliamo un po' della tua famiglia, Parliamo un po' di mamma, per esempio. Mamma è il pilastro della vita. La mamma è il pilastro della vita, ma la tua che ti diceva? Su La Rosy mia... Viola cantante, insomma, la Rosy Viola cantante che diceva? Vabbè, già stai tremando e non devi tremare. Sulla cantante, vabbè, comunque mamma è quella, naturalmente è stato il mio pilastro, è stata quella che mi ha seguito, è stata quella che facevamo tutta via Roma a piedi per arrivare ai quartieri spagnoli, è stata quella che insieme a mio papà hanno fatto i sacrifici, perché dando dal maestro si pagava 80.000 lire. E quindi era quella che 2 volte alla settimana mi portava dal maestro Claudio Esposito e ha fatto tante di quelle cose per me. Tu che hai fatto per mamma una cosa bella che ti ricordi? Per mamma? Ma per mamma ti posso dire che ho fatto tante di quelle cose belle, però mamma ha fatto tanto per me
E oggi posso dirti che mi manca e mi mancano anche le litigate che facevo con mamma. Che aveva il tuo stesso carattere? No, No? Cioè, era proprio una buona, cioè non che sono cattiva, no, tu sono sei più di fuoco, aggressiva, insomma, sì. sei impulsiva. Invece mamma ci pensava prima. Sì, moltissimo. L'ultima litigata te la ricordi? L'ultima litigata forse è quella quando mi sono litigata perché l'ho visto proprio male, ha detto no, non può chi sta con me, questa è stata la litigata più forte della mia vita. Senti, tu hai dedicato un po' di canzoni alla tua mamma, sì. E ce n'è una che mi piace molto che si chiama Mia mamma. A mia mamma. Chi l'ha scritta sta canzone? Gennaro Scuotto. Gennaro Scuotto, se Sergio alza il cursore così festeggiamo tutte le mamme del mondo, canta Rosy Viola. A tutte le mamme. A mia mamma. Questa vita che marata vita perché hai tasso mondo colorito e come avere sempre piacere quella che tu hai accattato e bambole come ti voglio bene si cuore mio tu si accompagnerei segretami si tocca torna nervosa tu subito si pronta a capire tu mamma mia per me si accompagna più dolce e sincera tu mamma mia se tu hai più bella canzone che io canto sia voce mia perché tu muori a forza si sai che sto male e ti senti vicina quando sai che c'è chiacchiere io ti vorrei a ti cuore quando sto lontana mentre canto e canzone pregando che stai buona. Buona giornata a tutti. Allora, questo è l'appuntamento con il melodico, momento commovente. Questa canzone è commovente, devo dire la verità. Allora, si chiama Mia mamma e canta Rosy Viola, insomma. Scusa, mi hai detto che facevate insieme un tragitto, dove andavate? Ai quartieri spagnoli. Perché abitavate lì? No. No, perché il maestro Claudio Esposito abita ancora oggi, è attuale, ai quartieri spagnoli. Ecco, e voi tutte e due insieme a Pera? Solo tutte e due. Ecco, Bellelle. partivate da dove partivate? Dal Cavone di Piazza Dante, perché io sono nativa del Cavone di Piazza Dante. Ecco, dove sei una diva lì praticamente? No? Sei la star del Cavone? E beh, come no? Perché dici no? Vabbè, una diva no, sono l'amica. Sei l'amica di tutti? Sono l'amica, ecco, perché sono rimasta tale. Salutiamo qualcuno, pensa ad una persona che vuoi salutare in Ducavone, che ti sta sempre vicino, insomma, un nome che ti viene in testa. Al Cavone c'è mia sorella, qui la mando un bacio, ci sono le mie amiche Enzina, Anna Maria, che le saluto. Ma te fanno cantare? Titina. Te fanno cantare? Agli amici miei un presto ritorno. Ma dico, ma te fanno cantare? Sempre. Ti chiamano, ti fanno entrare in casa e te fanno cantare? No, perché la maggior parte a me si macchia mentre scengo vico e metto a cantare, quindi problema sono rimasta le qua. Ah, non c'è bisogno di entrare in cucina per te far cantare. No. Tu già stai cantando fuori week. Mi sembra giusto. Senti, allora, chi ti ha aiutato poi nella carriera veramente? Insomma, a parte il maestro con il quale hai studiato, mamma, papà, qual è stata la persona che ti è stata più vicina, che ti ha dato veramente una mano? C'è stato Franco Angri che poi era il produttore di Carmelo Zappulla. Sì. Poi c'è stato Mario D'Angelo, un grande organizzatore e una grande produzione anche lui. E poi naturalmente nel campo artistico man mano io penso che l'aiuto quello vero sia stato il mio. Non offendendo nessuno. Ti sei aiutata da sola? Insomma. Mi sono aiutata perché per fare questo lavoro non è facile, lo sappiamo bene. L'importante è che ci sai stare, che sai crescere, anche se magari avessi potuto crescere un po' di più, no di altezza, ma artisticamente mi sono persa delle belle cose. Però sempre per
per la mia umiltà di essere sempre me stessa, perché penso che i valori della vita è l'umiltà e la famiglia. Senti, e poi c'hai un figlio. Poi il resto è limitato. E poi c'hai un figlio. Poi c'è un figlio che è il bastone la chiami. O bastone la vecchiaia tua. Come si chiama? Si chiama Luigi. Allora, Luigi, io mi rendo conto, vivere con Rosy Viola, no, povero Luigi, non è... Come sei? Sei una mamma rompiscatole? Come sei? Abbastanza. Torna a stasera, ci dice, torna a No, perché per il momento non riesce proprio a sera. Ma come? C'ha 12 anni. Quindi è piccerilla, non siamo ancora nella fase dell'adolescenza drammatica. Ecco, come te lo vedi tuo figlio da adulto, da grande, secondo te? Che fa? Innanzitutto può cantare? Allora, non è che me lo vedo da adulto, perché mio figlio ha 12 anni, però è nato vecchio. E quindi lo vedi già vecchia praticamente. Quindi sono orgogliosa di mio figlio perché è un bambino educato. Sì. La prima cosa, quando si scende la mattina, mio figlio si alza alle 7, alle 7:30 stiamo a Bascio Palazzo, faccio la mamma di mattina, esce alle 2:30 e trovo piatto cucinato in coppa tavola. Ecco, ma la compagna a scuola va da solo a scuola, credo. Lo porto io con la macchina e non solo lui, perché l'anno che bene metto un mannino, perché prendo 5 suoi amichetti, quindi mi faccio tutto il giro di Poggioreale. No, perché io adesso abito a Via Nuova Poggioreale. Ok, quindi te fai tutto il giro a Poggioreale, pigli questi 5 amici di tuo figlio. E li porto a scuola. L'anno che bene metti un pulmino a me la mattina. E vai pure a pigliare? Poi li vado a prendere. Senti, ma hai mai immaginato che cosa vorresti tu per tuo figlio da grande, che ne so, una cosa... Cioè, hai mai pensato, figlio, ti sei mai soffermata a pensare... Io per mio figlio vorrei quello che ha sempre detto da bambino. Cioè? Di diventare un medico. E invece mo penso solo pallone. Ecco. Però l'importante è che non mi abbandona lo studio. Ma da pazziano, no? Cioè, mica volevo No, però calcio sempre prima la scuola. Sempre prima la scuola. Sì. E poi, quindi sarà un tifoso del Napoli, suppongo. Moltissimo. Vai allo stadio con lui? No. No, perché? No. Metto paura. Ti metto paura. Si fanno male. Si fanno male, Calone, ma la senti che mamma, che stai sui mamma in Napoli? Insomma, c'è poco da fare. Senti, che cosa pensa l'ambiente di te, neomelodico? Cosa si dice di Rosy Viola, secondo te? Nell'ambiente, che tipa è Rosy Viola? A parte dare fastidio perché questa signora lavora come una pazza e ogni volta che la chiamiamo questa sta sempre a faticare, e io te ne auguro veramente altre 3.000 di cose, anzi un altro miliardo di cose. Però cosa pensa l'ambiente di te, secondo te? Ma io non è che penso. No, loro cosa pensano di te? Ma questo non potremmo mai sapere. Ma che ti è arrivata? Ma vabbè, a volte arrivano delle cose brutte, proprio non arrivano delle cose belle. Una cosa brutta che si può dire su Rosy Viola, qual è una cosa brutta che si può dire su di te? Ma di me? Ma non si può dire niente brutto di me. Quindi nessuno dice una cosa brutta di te? Ma no, che hanno potuto dire che la tapparelle Rosy Viola. Che la tapparelle Rosy Viola. Senti, ti posso chiedere un favore? Ti vuoi a sto bracciale che mi stai facendo sentire botti di Capodanno? Grazie. Ecco qua. Ma chi è? Consuelo Cremato. Ecco qua. Grazie, no? Perché sai perché sbatti queste cose su? Allora, a parte dire che sei una tapparella, ma poi tapparella che vuol dire? Tapparella che sto curtule. Tapparelli, pensava tapparella. La donna più bella del mondo. Ecco, allora. Era un 1,50 m. Mamma mia, che bello quel film, grazie. Che il problema è che sei sempre rito. Sì. Fa spaventare. Fa spaventare. Allora, forse ci dobbiamo teletrasportare, vuoi chiedere un attimo? Allora, per favore, potreste dedicare Luca De Vivo e Morena, L'amore fa così, poi sono Roberta, la Torre Annunziata, mi fate ascoltare Franco Calone per Il mio amore, ciao, siamo Angela e Mena da Fragola, salutiamo i nostri amori Giuseppe e Angelo, vorremmo ascoltare Anthony, siete grandi, Anthony c'è domani qua, poi Mena da Benevento, per Agostino ad Avellino, mi manchi tanto, Nino D'Angelo, poi ciao Rosy, sono Titina dal Cavone. Hai visto? L'ho salutata, ciao Tina! Bella, ci dedichi una storia musicata al mio amore che ti sta ascoltando, un bacio a mio figlio Leo, ci manchi. Poi Rosy, sono un anonimo da Casalnuovo, vuoi dedicare il brano Amarsi per metà, tutto per Giovanna Izzo da Casalnuovo. Anonimo. Aspetta, tu sei anonimo, però di lei hai scritto sia il nome che il cognome. Rosy Viola. Essere che può fa. Rosy Viola, sei un artista con la A maiuscola, semplicemente unica, dalla tua fans numero 1, Chiara Neomelodica. Chiaretta, stai registrando? Ciao, tesoro? Marlina. Allora, adesso ci teletrasportiamo. Ma non ne fa niente, devi solo alzare le mani e mi devi dire dove vuoi andare, da Antonella Clerici o vuoi andare a Forum? Dove vuoi andare? Scegli tu.
Preferisci Antonella Clerici o la Palombelli? Si mangia da Antonella Ecco, Clerici. da Antonella Clerici si mangia. Dove vuoi andare? No, voglio da Palombelli. Stiamo a dieta, voglio, arriva l'estate, ma sta a dieta. E come facciamo a scendere? Qua siamo ingrassati di 15 kg da quando sto con Sergio Donati e Consuelo Crema di Magni Sola. Ci teletrasportiamo, grazie che non tengo tempo, ma anche non guardano faccia, ci stiamo teletrasportando. Il mondo è neomelodico, un mondo è neomelodico. Ci guardi e ci ascolti in TV a reti unificate. Su Campania TV, Teleblu, Teleurania e Marzian TV, dove giri il mondo è neomelodico. Eccoci qua. Allora, siamo tornati, il mondo è neomelodico, siamo a reti unificate, condomini unificati su Campania TV, Marzian TV, Teleblu e Teleurania. E salutiamo veramente tutti gli editori che ci mandano in onda tutte le mattine dalle 10 alle 13. Uniamoci intorno alla musica napoletana, da soli si può fare veramente poco, insieme si possono fare tante belle cose. Accanto a me c'è Rosy Viola, anzi si sta raccontando un po', sì prego, per bulliverisce, sì. Allora io mi credevo stamattina che andavo in diretta, sai, in diretta, stiamo in diretta. E stiamo in diretta. Però mi credevo che faceva la trasmissione, sai che cantava, o se no io mi mettevo la scarpetta. No, però allora, il problema è se mi mettevo la scarpetta, ci sì. un banco il museo. Sì, infatti, Infatti sto pensando di mettere uno sgabello perché ci sono un sacco di artisti che non sono poi così alti, ma dell'altezza non ce ne frega niente a noi che ce ne portano dell'altezza, però in realtà avresti dovuto cantare dal vivo perché qui solitamente fa parte del cast Gino Da Vinci, che purtroppo ha avuto un lutto stamattina e quindi di conseguenza... mi sono sentita e gli mando un bacio. Allora Rosy, sei una grande, stupendo anche il taglio di capelli, puoi dedicare un brano a mia mamma Patrizia che ti ammira, grazie, cantiamo qualcosa un po' a cappella per Patrizia, la mamma, per la mamma che è importante, dire che può fa, tu mamma mia, per me si accompagna più dolce e sincero, tu mamma mia, se tu hai più bella canzone che hai canta, sia voce mia, perché tu mi dai forza. Si sai che sto male e ti sento vicina, quando sai che c'è chiagnere, io ti porto in tuo cuore, quando sto lontana, mentre canto e canzone, prega a Dio che stai bene. Devo farvi vedere una cosa, vuoi metterti come stavi prima perché cantavi su un solo piede, come mai? Scusa, mettiti un attimo, questa è la mia telecamera personale, alza un po', perché cantavi solo su un piede? Perché stavi più comoda? Un attimo. Allora, tu sai che ogni artista, non solo io. Ecco, sì. C'ha un modo di cantare. E tu canti in coppa no peso? No, io devo camminare. Ah, devi camminare, fai come con Maria De Filippi, c'è posto per te. Puoi chiedere a Sergio che è vero che... Che fai scelti camminare allora in coppa matrimonio? Puoi chiedere a Sergio che è vero che così. Che tu hai a camminare? Ma perché io a camminare? Io sto ferma solo magari se faccio una canzone più da giacca, no? Ecco. Allora mi metto l'asta e il microfono e sto ferma. E stai ferma, altrimenti a camminare, come Maria De Filippi. Sì, a camminare. Senti, allora partiamo un attimo da Antonio Bonomo. Ci fa un duetto insieme, ce l'hai già fatto, quindi due duetti, quindi ci facesse pure terza. Ci facesse pure terza. Allora, dove lo porteresti a cena ad Antonio Bonomo? Lo porteresti in un ristorante o tu chiamassi a casa tua e cucinassi tu una cosa? A Tonino? No, a casa mia. A casa mia. Chi ci cucinasse? Tutto base roba belle mare. Roba belle mare. Che ci piace, sai. Allora, Fabrizio Ferri, ci faresti un duetto insieme, lo porteresti a cena o ci mandasse un messaggio per salutare? A Fabrizio? A Fabrizio, sì. No, tutta saccina. Tutta saccina. Un duetto no. Chi erano due? No, che ne sa, un duetto insieme. Ah, ma non è una, tutte cose insieme? Già... No, devi scegliere una delle tre. Ah, una delle tre? No, un duetto ci facessi. Ecco, un duetto lo farebbe con Fabrizio. No, non lo farei. Con Anthony.
Ah, Anthony io lo amo. Lo Con amo. Anthony mi butta a cena, mi butta a suo duetto, tutte cose. Certo, con Emiliana Cantone, che faresti? Sì, scusate un attimo, mi date la mia telecamera perché anche Con quando Emiliana? parla, scusate, la telecamera, grazie, ecco, guardate, sta sempre in coppa nupere, non si capisce, non ti stanca. Non sto con per te. Ma può sempre stessa bere. No, come stessa città. Ecco, bene, allora dicevi Emiliana Cantone, cosa faresti con Emiliana? Con Emiliana mi ha buttato a cena. Da portarsi a cena. Invece Nancy, un Sì. duetto insieme, a cena o un messaggio per salutare? No, sempre a cena. Sempre a cena. E tutto a cena, quanti a po'? tutto a cena, ma guarda che paghi tu, Pavi. Ecco, paghi tu, molto bene. Beccaccio invece, l'impresario di Nancy, che faresti con Beccaccio? Una bella cena o un bello messaggio per salutare? No, un bello messaggio ci facesse, però adesso che te ne faccio sulla città vicino, c'è bisogno proprio di un messaggio. Ecco, non c'è bisogno del messaggino, molto bene. Nello Amato invece. Che è nell'amato? Nell'Amato. No, nell'amato a cena no, perché Pinuccia accompagna la mia gelosa. Eh. E non si può fare, pure si sa perché sono una sorpresa. I duetti hai già I duetti due. ne ha già fatti due. Quindi ci mandasse proprio un bello messaggio per salutare. Ah, nell'amato? Ma perché mi fa fare sto fatto? No, non lo so, dico, allora, un duetto l'hai fatta, a cena non dovevo portare perché la moglie è gelosa, che facesse con Nell'Amato? Un messaggino. Un messaggino per salutare. Posso sapere che cosa scriveresti in questo messaggino a Nello Amato? Prova a pensare un messaggio per Nello Amato. Per nell'amato? Posso dire, ma quello che dici, a Napoli che fa 50 anni Sì. e manco quando poco 40. Bene, allora adesso se Sergio alza il cursore voglio mettere la mia canzone preferita di Rosy Viola. Ecco qua. Dirà che non sta. Già, certo, e tu dici sì, io ti faccio. Tra poco continuiamo, intanto la musica di Rosy Viola che canta ancora. Ho chiuso il cuore in un cassetto, non lo indosso più. E se mi manca pure un istante, non t'ha già pensato. Tu non sei l'eterna, ma l'usingo che ha così. Ma si troppo assai, linda che sta vita mia. Non sei più forte, lo dico sempre, quando non ci stai. Ma se mi chiama, mi scordo ancora, che la gamma fai. E rimetto il cuore nata, volta a me. Dico ma volessi, non soffri mai più per te. Ancora, e dimmela ancora, che stai troppo male. Non ti mando ancora quando non mi via ancora. Come mi fa bene, pure se è bugia. Tu hai nessuno più, ste cose rinnovare mia. Voglio t'amore, fino a morire con te. Quanto mi piace questa canzone, io la passo come se fosse una canzone nuova, cioè una cosa anche troppo bella, devo dire la verità, ancora. Allora, adesso tra poco c'è il teletrasporto, ma ci sono tante cose da fare, insomma Rosy ha da parlare, poi fa un matrimonio, e poi insomma ci sono... Chiudiamo un matrimonio. Un matrimonio, è una... certo, sempre, devi decidere tu, per la prima volta non vai a cantare, nessuno ti paga, ma le organizza tu un matrimonio, quindi devi decidere tu tutti i personaggi e tutte le cose. Hai capito? Senti, dimmi una cosa, a chi vuoi più bene? Tu nell'ambiente? Fammi il nome di un cantante al quale vuoi veramente bene. Dimmelo, dai, al volo. Lino Tozzi. Lino Tozzi. Come si fa a non voler bene? Ma è un grandissimo paraculo, cioè, credo che sia il più grande paraculo dell'ambiente. Cioè, Ma non si può, come fai a non voler bene? Ci vuole la coppa per Lino Tozzi. E penso che a chi non va bene a Lino Tozzi non si può bene manco stessi. Ecco, e invece a chi non vuoi bene? No, Maron, cremo. A chi non vuoi proprio bene? Ma dai, anche io non voglio bene a tanta gente. Che significa? Perché sì, no? ma... certo, e dici? No. Non si può dire. No, non è che non si può dire, no. Sì. Io penso che si vuole bene, allora tu puoi fare anche una discussione, magari con un tuo collega, con un addetto al lavoro, però poi alla fine pure
se ti pigli un caffè, ti fai una chiacchierata, è passata. È passata. È passata, perché aspetta un attimo, chi ha di sentimenti buoni, sì. giusto? Non può dire che una persona che ti ha pigliato un caffè oppure ci hai mangiato, io oggi non voglio bene più. Ma allora è vero. Allora puoi fare una discussione, dice a chi un momento ma non vuole saccire, oppure a chi un momento vuole saccire. Sì. Però al momento che c'è il tatto un'altra volta ti pigli un caffè, se vuoi bene, sei pura di sentimenti. Sì. Non esiste una persona che non vuole bene. Ma allora è vero che il caffè a Napoli fa passare tutto? Un caffè ti cambia la vita? Pure questo. Un caffè ti cambia la vita. Ma no, se vuoi bene è difficile non voler bene. Allora io se non voglio bene, non mi attiro proprio. Ah sì? Capito? Piglia in giro, sono come creatura. Allora dico, è un'ombra, basta, per me non esiste più. Meraviglia! Allora, noi ci teletrasportiamo, alzate le mani, alzate anche i tacchi, se ti riesce, ti stai... Ecco, no, caspita, c'ha tutti e due i piedi per terra, portatemi da Raffaella Carrà. E qui su Napoli, buona giornata a tutti, il mondo è neomelodico a condomini unificati. Allora, Campania TV, Tele Blu, Marzian TV e Tele Urania. Siamo pronti per il matrimonio. Sì, siamo pronti per il matrimonio. Vi ricordo ancora una volta che da domani mattina facciamo le telefonate in diretta, numero a botto microfono, e 20 minuti di telefonate in diretta l'una dietro l'altra, e voglio sentirvi parlare, ma parlare. Voglio sapere, Amadini, che facite, vanno bene. Ecco, vanno bene i saluti, tutto a posto, mamma parlà, perché poi usate queste telefonate per farvi sentire anche qualora qualcuno dei vostri parenti fosse lontano e non raggiungibile, così sanno Amadini che facite, che va magnata, dove andate e come vi divertite. Un bacio a Rosi dal Lido Carnevale, ti aspettiamo. Che resti un Lido Carnevale? Bella. Giù Scalea. Sì, giù Scalea. Io sono tornata da fuori perché poi da sabato io lavoro e non posso fare più nemmeno un weekend. Ecco. Quindi saluto tutti quanti loro del Lido Carnevale. Vi voglio bene, ciao Brigida, Nadia. Quindi sei andata al mare? Annarella. Sei andata al mare? A Francesco. Sei andata al mare? No, al mare proprio no, però in spiaggia ci stava benissimo. Lo so. Allora, ciao Rosi, sei la più grande, mia sorella Mary è una tua fan scatenata. Mi saluti, Kiss, un brano con Nello Amato. Ecco, salutiamo Mary che... Ciao Mary, un bacio amore. Mary e Rosi, molto bene. Allora, è il momento di questo benedetto matrimonio, i cantanti i matrimoni li fanno, e invece quando vengono da noi non li devono fare, cioè nel senso... come si diverte quando fa questo matrimonio? Certo. Allora i cantanti vengono qui e organizzano il matrimonio, bisogna decidere tutto, e i protagonisti del matrimonio devono essere quelli dell'ambiente, cioè quindi cantanti... Devo dire una cosa, direttore, l'organizzatrice oggi è Rosi Viola. Sì, però non parlare ruta avuto perché mi fai salire un sangue in gabba. Allora, ma parlare. No, siempre come parla lontana pare, ecco, pare ruscimitera. Allora, volevo dirvi, i protagonisti devono essere gli ambienti, quindi i cantanti, gli organizzatori, i musicisti, tutti quelli che Rosi Viola deciderà di mettere. Chi si sposa? Partiamo da questo. I due sposini mi servono, grazie. Due sposini? I due sposini, sì, i due sposini. Sergio Donati e Consuelo. Giochiamo in casa, vabbè, ma lo stanno ma già fa come Ricky. Che succede? Succede niente se si sposano Sergio Donati e Consuelo Cremati. Di meno. Che succede? Di meno. E quale tre cantanti? Succede che Sergio Donati si rovina per la vita, però poi non è che ai fini del mio ascolto... che sei da rovina, mo, sei rovinata 8 anni fa. Ai fini del mio ascolto non succede grande, non sale l'audience. Ma che buffa sai? L'audience. E scusami se ho chiesto qua. Allora, gli sposi sono Sergio Donati e Consuelo Cremato. Adesso ci vogliono... Allora, il compare e la commara, sia per lo sposo che per la sposa. Quindi certo, due compari per Consuelo Cremato. Chi li fa? Allora, prego. Antonio Bonomo e Cinzia Oscar. E stiamo giocando proprio a casa, non succede proprio niente, e non mi aiuti a fare l'ascolto, perché non si appiccicano durante il matrimonio, io non faccio ascolti. Allora, Antonio Bonomo e Cinzia Oscar per Consuelo Cremato. Per Sergio Donati invece i compari e la coppia di compari. Gino Da Vinci. Insomma, a posto, è tutto a posto. E Rosi Viola! Siamo tutti aiutati. Nessuno, non succede un'immazzata, ma andiamo avanti. Chi fa il prete? Il prete, chi dice messa? Padre Antonio Casabù. Antonio Casaburi. Casaburi, lascia un po' le cose che stai per scrivere, sai più o meno anche quando li vogliamo far sposare, diamogli una data, una cosa... Che mese? Dimmi il mese secondo te adatto per far sposare Consuelo e Sergio.
avrei il mese di giugno, a così a chi la cancelli a me prende e faccio proprio venire. Ecco, bene, allora Antonio Casaburi, grande paroliere, Piaciuto Casaburi però, è male, dice la messa. Ade Antonio! Ecco, e mancano i famosi chirichetti. Si sta divertendo assai, io Cicciobello. Lei Cicciobello lo vede dal vetro, ecco perché non parla con i fantasmi, attenzione. Allora, i due chirichetti, chi li fa? I due chirichetti? Vicino a Casaburi, sai, insomma, due piccirille, due cantanti. Due piccirille tenere. Come vuoi tu, sì. Sì. Alessandro Turco. E Mary Marie. E Mary Marie. Chi fece cerimonia? Che crescete ma ci stiamo crescendo. E io dovrei venire a questa cerimonia dove non succede niente, tutti si vogliono bene, tutti si amano. Va bene, il fioraio chi lo fa? Oh mamma Chi lo fa il fioraio che deve portare i fiori? Mamma mia, che cerimonia stiamo facendo? Voliamo basso, scusateci, prego. Allora, il fioraio? Ha da portare i fiori, cosa da organizzare? Deve mettere i fiori lì. Vabbè, comunque visto che c'ha un bel sorriso, che l'ho fatto che a me mi piace quando, sai che l'ho fatto quando era amore, che l'ho fatto dolce. Dolce. Toni Colù. Ha da portare i fiori? Beh, perché che fa? Finalmente adesso l'audience comincia a salire, ai Simman, grazie, molto bene. Prima di trasferirci nella sala da cerimonie dobbiamo decidere chi è l'organizzatore o l'organizzatrice di tutto l'evento a Rossomagna, a Rossocanta e dove si c'è da stare pure l'organizzatore perché poi andavano pure i cantanti. Certo, tu sei il patron. E non sapevo che Stefano i cantanti, che poi a Tony me l'hai fatto mettere a Vabbè, Tony l'hai messo come fiore. Poi ci ha fatto fare una cosa dolce, capito? Dolce. Da fiori sempre più assai. Ecco, tu sei il patron, ma accanto a te il tuo segretario, la tua segretaria che poi scende sul campo e quindi decide tutto quello che c'è da decidere. Chi decide? Sì, chi decide? Ettore Petraio. Ma Roma, no, ma voglio stare a casa. Un problema. Io ti faccio divertire. Bene, allora, chi fa il maître, il capo cameriere, insomma, il maître? Io è una cosa più bella che Cicciobello mamma mia. Cicciobello mia. Sì, già mi sto scocciando, non sa, ma manco un mese giugno, già la cerimonia. Tutti sti cantanti. Allora, ci vogliono 3 camerieri, chi li fa? I 3 camerieri, grazie per la cena. Sì, allora prego nel microfono, 3 camerieri, grazie. 3 camerieri? 3 camerieri, sì. Ma allora facciamo una cosa, la signora Rosy Viola ci pensa un attimo. Sento Vica, buona giornata a tutti, il mondo è neomelodico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e dalle 10 alle 13 a Condomini Unificati, Campania TV, Teleblu, Marzian TV e Teleurania. Qui c'è Rosy Viola che sta organizzando il primo matrimonio della sua vita, perché solitamente canta ai matrimoni, invece questa volta deve organizzare tutto, ha deciso gli sposi che sono Sergio Donati e Consuelo Cremato e adesso stiamo dando insomma i vari ruoli e eravamo rimasti ai 3 camerieri che sono fondamentali, perché un cameriere deve essere bravo, professionale e non ha da caré, soprattutto mentre porta i piatti, quindi ha da essere stabile e puoi decidere se devono essere 3 donne, 3 uomini, 2 uomini e una donna, decidi tu, mi servono 3 camerieri, grazie. Allora, io direi, faccio per esempio che un cameriere deve essere pure chi da tirare. Certo, deve essere fascinoso. Alberto Selli? Secondo te? E chi non arriva manco un primo piatto? Sì, però ti fa divertire quando arriva vicino. Certo, Alberto Selli, poi facciamolo capo cameriere Alberto Selli, ecco. Poi... No, capo cameriere Leo Ferrucci. Allora, Leo Ferrucci è il capo cameriere. Te ne proprio la faccia romagnata, una faccia romagnata, sono d'accordo con te. Quindi Leo Ferrucci è il capo cameriere, il cameriere in seconda è Alberto Selli e in terza chi è? Tommy Ricci. Eccoli qui fu Napoli, mamma mia, questi mi piacciono, finalmente cominciamo ad entrare. Finalmente cominciamo ad entrare, molto bene, adesso ci vogliono 3 cantanti, solo 3. Che devono cantare per tutto il tempo della cerimonia e quindi fai attenzione, devono essere 3 cantanti, insomma una cantata tanto tempo, sai com'è, non 40 minuti e se ne vanno a casa. Quindi hanno a fare pure un bel spettacolo. Uno spettacolo, insomma. Allora, Mauro Nardi, viene a cantare, è giusto, viene a cantare. Poi, Mauro Nardi? Sì, poi chi ha da cantare con Mauro Nardi? Tengo tempo in un momento per esempio che... Sì. Certo, può pensare, ma è chiaro. Mauro Nardi, rimetti una femmina? Quello che vuoi, certo. Prego. Dare, mettimi femmina. Mauro Nardi. Sì.
buon nome già la marita e quindi fa una cosa. Fa il compare di Consuelo e non si può fare. Franco Ricciardi. Franco Ricciardi. Proprio la chiusura. Franco Ricciardi viene a cantare e poi? Franco Ricciardi. Manca il terzo. E Fabrizio Ferri, va? E Fabrizio Ferri, prego Enzo, dici. Direttore, scusate, ma chi presenta? Chi presenta? Sì, la cerimonia. Non ti scorda niente? No, non ci scorda niente, no, assolutamente no. Chi presenta il tutto l'ambaradano? Mario Guida. Mario Guida, che salutiamo, grazie a Mario per i complimenti. Allora, Mario Guida, adesso... Mamma fa pure il pompiniere. Poiché gli ospiti devono stare tranquilli, c'è bisogno del parcheggiatore. Mamma mia, qualcuno fuori che guardi le auto. Ma anche più Michele in da galleria? Che guardi le auto. Puoi decidere, siamo quasi in chiusura, chi le guarda le auto degli ospiti, degli invitati e roba varia, chi le guarda? Le auto? La verità va simpatica te, Peppino Di Bernardo. Peppino Di Bernardo fa il parcheggiatore e siamo quasi in chiusura. Adesso mi devi dire le bomboniere, ma non voglio sapere chi le fa. Mi ha raccontato proprio a bomboniere. Come facciamo sta bomboniere? Che come facciamo? Cioè a bomboniere, che da essere proprio a bomboniere, cioè la bomboniera. Scusa, ma perché a bomboniere rispetto a noi non ne avrei scusa? No, io fa tutto cose tu, perché spuse stanno solo sposare. Quindi volevo sapere se hai un'idea per la bomboniera. Che facciamo? Un can, un gat? Capito? Una vela, non so, che bombiniere vuoi fare? La verità? Sì. I facessi che le belle catenelle fine. Sì. Un bello Gesù Cristo sotto sì. E Camarone ci manna buono. E Camarone ci accompagna. Bene, dobbiamo solo decidere qual è il ristorante e dove vanno in viaggio di nozze. Dove li facciamo sposare? Alla Sorrisa. Alla Sorrisa. E dove vanno in viaggio di nozze? Viaggio di nozze? O Brasile. No, il Brasile no, ci sono tante tentazioni per Sergio Bonatti. Non succede niente. Ma li dovevi mandare in un paesello di... che lo può che dici. Bene, allora, non ne vascio. Bene, vorrei ascoltare la canzone dell'omosessuale di Rosy Viola. Qual è sta canzone dell'omosessuale? Diverso dell'omosessuale, raga. Tra l'altro non è soltanto dedicata agli uomini, ma anche alle donne, credo, quella canzone, giusto? È generale la cosa. Vabbè, è così. È dedicata a un trans, va. Ecco, è dedicata a un trans. Allora, un brano a piacere per Frank, credo, o Franco, da Elena. Poi vorrei ascoltare Raffaello per Titina Blasio di Bosco Reale. Ciao Rosy, sono Clementina Damiano. Un bacio Clementina. Volevo salutare il mio amore Antonio da Carinola e con un brano d'amore. Prima del teletrasporto, vuoi cantare qualcosa per Antonio da Carinola? Tu, decidi tu, fa tu. Sì. Mia. Come facesse a camminare in un giorno prendesse s'amore. Come facesse, sì. Basta, è venuto? Senti, prima del teletrasporto, che siamo anche in orario, c'è una canzone italiana che ti piace cantare, che tu canticchi, una cosa italiana, non del tuo repertorio, non neomelodica, ma una canzone italiana. Con un brivido felino sento che mi vuoi, le mani... Caspita, Nina e Celentano, una canzone a caso. Adesso ci teletrasportiamo, portateci da qualche parte, tra poco ritorna Rosy Viola e ci salutiamo, insomma siamo quasi in chiusura, le barre sono sparite. Stai con i piedi per terra? Sì, con due piedi ci salutiamo, a tra poco. Tutto il mondo è neomelodico, questa è stata una canzone neomelodica e manco Loretta Goggi lo sapeva, manco Toto Savio mentre la scriveva. Questo è un pezzo bellissimo che si chiama Maledetta Primavera. Allora siamo quasi in chiusura, però devo fare una cosa, adesso ne approfitto, stai qua, tu te le ricordi le prime canzoni? Mi solo di salutare mio cugino Salvatore che si trova a Marano e l'amica Sabrina perché non sapeva fare il messaggino da fuori grotta. Un bacio. Allora, ciao Tore. Poiché stamattina mi manca moltissimo Gino Da Vinci, che insomma ha avuto un lutto in famiglia e speriamo che insomma in pochi giorni di riaverlo qui, perché lo guardo verso il pianoforte e mi piange il cuore. Allora devi sapere che con Gino Da Vinci io veramente abbiamo un rapporto bellissimo. Lui canta sempre e nell'ultimo periodo mi canta moltissimo le canzoni del primo periodo di Nino D'Angelo. Allora, poiché questa mattina mi manca, io ho bisogno, allora adesso ci ficchiamo nel repertorio di Nino D'Angelo. Tu te le ricordi le prime canzoni? Sergio, tu resta lì e cominciamo un po' della strofa e un po' del ritornello. Cominciamo da questa. Mamma mia, quanto è bella. Signori, per voi scrivetemi sul teleschermo Nino D'Angelo, grande, lo voglio grosso. Grazie. È una canzone bellissima questa che si chiama Bouchard tu, tutta per voi.
tienti più, ti dico piestate, oggi ho trovato forza di fermarmela, perché st'amore sta perdendo l'anima, non sei più tu quando ti stringi a me. Guarda tu, che non sai più, scusa trovare, poco se va, per capire, frettato sì. Sono pernuto che nei belli tempi, che si metteva con il sentimento, per fare l'amore con me. Guarda tu, che stai con me, tanto per stare, però son io, carica no. Che meraviglia, che meraviglia. Allora, Bouchard tu, si dice sempre che la musica napoletana, cioè la musica napoletana si dice sempre e si dirà sempre, deve viaggiare, deve arrivare in ogni parte del mondo. Certo. Negli anni '80, quando tutti ascoltavano a Napoli Nino D'Angelo, però nessuno l'aveva saputo, perché insomma ci mettavamo, come dire, eravamo scornosi, insomma, ci mettavamo scorno, ecco, perché dice, facevamo la parte dei tamarri. Intanto Nino D'Angelo registrava le sue canzoni, famosissime anche in spagnolo. Tu te la ricordi, Per te conquistar? Che è un pezzo famoso. Adesso sì, ti faccio sentire la versione spagnola. Sergio, alza il... Nino che canta in spagnolo, la musica deve viaggiare, la musica napoletana in tutta Europa, per voi, per voi. Ahora salgo volando a donde estás tú, corto mi barba, me pongo en el pantalón que te gusta a ti. Todos mis compañeros han de morir, porque esta noche, después de tanta batalla, dijiste sí. Estoy aquí pensando en ti, porque te quiero solo para mí. Te quiero ver, quiero caer entre tus brazos, no podré esperar. Quiero probar que soy común a todo el mundo, quiero impresionar. Yo he comprado esta chaqueta, una semana de trabajo duro para verte a ti. Quién sabe si tú quieres a la cita, o un rato tú vas a regalarme, como lo sé, como lo sé. Allora in spagnolo diventa Para conquistarte, e, insomma, la trovo bellissima. Chiaramente questa è la versione napoletana famosa, e Per te conquistar, sempre Nino D'Angelo. Bacia mia sorella Angela, mia nipote Morena. Ciao Angela, ciao Morena. Malata di Nino D'Angelo. Alziamo il cursore, che questo è un classico meraviglioso. Vi sento se cantate da casa, dalle fabbriche, alzate il volume e si accappona la pelle. Sotto stella canta Nino D'Angelo. Non si più a stessa gomma si cagnata, non si più che la caccia conosciuta, abbascio l'idea innamorati, ci si manata amore sotto stelle, tranquillo mare sopra marina, i nostri piedi nudi erano bagnati, contavano quelle cose cavallo, e ci trovavamo nudi tutti e due, come era bella di tutta spogliata, quel corpo ormai bagnato era salato, con una lacrima regista prima volta, poco l'estate me lasciaste tu, ma sei tornata ma non sei più tu, quel tuo viso da bambina l'hai truccato, e sotto stelle vola a te pensare come una volta che vicino a me, questa canzone cerchi per scordare,
ma sta canzone è dedicata a te. Siamo arrivati alla fine, dammi questo messaggio, passa un po', grazie Sergio. Allora, a parte ringraziare Rosy Viola che come sempre ogni volta che la incontro mi porta a Napoli, io sono veramente, ma Napoli quella reale però, insomma, quella bella, quella sincera, quella onesta e quella che canta bene, che lo fa anche da tanti anni con grande dignità. Allora Rosy, complimenti per le tue canzoni, mi potresti cantare un brano per mia mamma da Giovanna da Caserta, canta l'ultima cosa. Un bacio Giovanna, un bacio forte. Non può che Napoli, prima che te ne vai, perché poi chissà quando torni, perché Camadini, cioè, insomma, svegliarsi. Allora io saluto voi, tutto lo staff, a Nicola, tutti quanti, vi voglio bene, però vi lascio, se mi ricordo due parole per il mio amico Gino Da Vinci, che poi se ci sarà un ritorno, questa è una canzone fatta insieme, a coppia, scritta da Da Vinci. Sì, me l'ha detta. Ma come faccio a te scordare se mi imparate tu a capire che è l'amore? La prima volta insieme a te tu mi stringi dietro e mi avrà paura e parlano con me, io non ti perdi, voglio a te. Oh, che meraviglia! Allora volevo ricordarvi una cosa, da domani mattina 20 minuti di telefonata in diretta a Raffica, vi chiedo di parlare con me, di chiacchierare su quello che fate la mattina, ma non solo, ci aspetta una settimana intensa, domani mattina Anthony, mercoledì Carmine Di Tommaso, giovedì Nancy e chiudiamo la settimana venerdì con Fabrizio Ferri. Prima di chiudervi dove? No, di chiudermi io da qualche parte, volevo ricordarvi che al Teatro Santa Maria degli Angeli domenica 6 aprile c'è la sceneggiata di Lino Calone e della mamma di Silvia Corato. Allora, la sceneggiata si chiama Non è fornuto mai, domenica 6 aprile ci sono due spettacoli, 16:30 e 20:30. Vi do un numero di telefono per prenotarvi, 328 159 1106. Saluto la famiglia Calone e ricordo anche che domani c'è questa grande serata al Teatro Cilea al Vomero, dove io sarò ospite naturalmente per vedere questo grande personaggio della canzone napoletana. Sono passati pure 30 anni di carriera, quindi domani me lo vado a gustare, perché come si fa a non gustare Franco Calone? Molto bene, chiudiamo con una canzone di Rosy Viola, questi sono pezzi d'autore, alza il cursore, è una canzone bellissima, si chiama Ma fa paura, la grande Rosy Viola. A domani, state bene, ciao a tutti, ciao!